Rieccoci in studio in diretta, la prima edizione del nostro telegiornale per tornare a Padova, in via Anelli, perché è arrivata l'annuncio della data definitiva per il via all'abbattimento della seconda palazzina del complesso Serenissima. Sabato butteremo giù la seconda palazzina di Vianelli. Sono state settimane di intenso lavoro fianco a fianco con Spisal per la bonifica dell'amianto. C'è quindi una data di partenza per i lavori di abbattimento della seconda palazzina del complesso Serenissima in Vianelli. Come vi avevamo anticipato, sabato prossimo semaforo verde per le ruspe. Ci vorranno circa 10 giorni per l'abbattimento della struttura, dove sono state trovate in 12 locali fibre di amianto. Abbiamo già programmato l'abbattimento successivo, che sarà la palazzina, quella L, quella rossa, il civico 25. La palazzina rossa, a cui si riferisce l'assessore, è quella che ospitava la moschea. Questo stop forzato negli abbattimenti ha di fatto evidenziato che nel complesso di Vianelli è presente amianto. Il Comune ha quindi stanziato €500.000 per la bonifica. Le prime due palazzine hanno consentito anche di capire l'entità del lavoro, perché ricordo abbiamo potuto analizzare il sito solo una volta che siamo diventati proprietari, quindi contiamo ora di poter procedere con un meccanismo rodato grazie all'esperienza delle prime due palazzine. Torniamo a parlare dell'acqua alta di novembre, l'acqua granda di Venezia, e a Venezia i 5 Stelle chiedono all'amministrazione comunale risposte sullo stato dei lavori della scuola di Santa Teresa, ancora danneggiata appunto in quei giorni terribili. Il Movimento 5 Stelle in Consiglio Comunale pone l'attenzione sullo stato della scuola dell'infanzia Santa Teresa a Santa Marta, danneggiata dall'acqua eccezionale del 12 novembre scorso. Dopo l'acqua alta i genitori sono stati invitati a spostarsi, i bambini sono stati spostati prima a Saccafisola alla scuola 25 aprile e poi ora alla Diego Valeri. La consigliera pentastellata chiede chiarimenti sull'andamento dei lavori all'interno dell'edificio veneziano, ma soprattutto sulle tempistiche. A 3 mesi di distanza il problema non è ancora risolto. Gli uffici ci dicono che l'acqua alta ha creato dei problemi di staticità, ma che la scuola di problemi ne aveva già prima, e con particolare riferimento al tetto, dove infiltrava acqua già da anni e dove le teste delle travi erano addirittura marcite. Quindi gli uffici dicono che c'è bisogno di fare dei lavori, insomma, che hanno approfittato per fare dei lavori più cospicui, ma non abbiamo ancora contezza dei tempi. Immaginiamo che per settembre sia impossibile che la scuola riapra, mentre ai genitori, insomma, era stato detto che avrebbe riaperto. I dubbi e le preoccupazioni dei genitori sono molti. Ci chiediamo se questi lavori saranno ingenti, strutturali, perché pare che ci siano dei problemi di staticità. La scuola sarà pronta per non il prossimo settembre ma quello successivo? E se sì, non rischiamo che la questione vada nel dimenticatoio e che l'edificio dopo non sia più destinato ai servizi educativi? Questo è il quesito che ci poniamo e questo è il motivo per il quale stiamo tenendo sotto stretta attenzione tutta la faccenda. Di nuovo nella Marca per parlare di turismo come ulteriore impulso economico appunto per la Marca trevigiana, soprattutto nella zona delle colline del Prosecco Patrimonio UNESCO, tanti numeri importanti per l'Alta Marca che proprio appunto nelle colline del Prosecco sfidano Verona come città degli innamorati. Il turismo con il Prosecco è la nuova frontiera per l'Alta Marca. Lo dimostra l'interesse per eventi formativi che ha portato più di 1000 persone qualche settimana fa all'Auditorium di Miane, ma anche i dati nel territorio di Valdobbiadene. A Valdobbiadene le strutture sono aumentate del 150% e sono aumentate soprattutto queste tipologie di strutture. Una crescita esponenziale ulteriormente incrementata dai classici del calendario come le ultime festività natalizie. Già dal 7 luglio in poi, con il riconoscimento UNESCO delle colline di Conegliano Valdobbiadene, si è visto un aumento, un incremento di presenza e arrivi turistici, e questo ci fa molto piacere. I turisti chiedono strutture come bed and breakfast, come affittacamere, quindi l'extra alberghiero, anche l'alberghiero, però loro appunto preferiscono sentirsi a casa. Incrementare quindi le occasioni turistiche, ed è per questo che Valdobbiadene ha deciso di fare concorrenza a Verona diventando colline del Prosecco e dell'amore. Valdobbiadene in Love, un'iniziativa appunto che vuole condividere questa importante
festa degli innamorati, e cercare di portare più turisti anche nel periodo di San Valentino. Cuori che caratterizzano anche luoghi dell'amore come il Molinetto della Croda o la chiesetta di Col San Martino, e cuori che almeno a Valdobbiadene sono già molto ambiti anche da semplici cittadini. Signora, come mai il cuore? Ah, mi ha dato razzolini. Sì, mi ha dato... No, non mi fotografa! No, non mi fotografa! E di turismo, ma non solo, parleremo fra pochissimo a ore 13. Il titolo della trasmissione di quest'oggi, infatti, molto importante e molto attuale, è Coronavirus e Brexit, gli effetti sull'economia veneta. Con Marta Marangò, gli ospiti sono Federico Canera, assessore regionale alla programmazione fondi dell'Unione Europea, turismo e commercio estero, e Matteo Ribon, segretario generale della CNA del Veneto. Questa sera invece a 20:10 con la politica e con ospiti Luciano Sandonà della Lega e Andrea Zanoni del Partito Democratico. È tutto, vi lascio al meteo, grazie per averci seguito, arrivederci. Bentrovati al meteo. Alta pressione e mitezza fuori stagione, ma stanno per irrompere correnti artiche che riporteranno le temperature un po' più in linea con il periodo. La situazione nel dettaglio. Sul Veneto, sulle pianure, nella prima metà di giornata il cielo sarà nuvoloso con locali nebbie e poi in dissolvimento al mattino. Dal pomeriggio diminuzione della nuvolosità fino a cielo sereno o al massimo velato. Temperature minime tra lo 0 e i 5 gradi, valori massimi compresi invece tra 9 e 14 gradi circa. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove avremo qualche piovasco al mattino, in cessazione con il passare delle ore, quando invece sarà più soleggiato. Temperature minime tra 1 e 5 gradi, massime sui 13 gradi circa. Poche novità sul Trentino Alto Adige, il sole sarà prevalente con cielo al massimo poco nuvoloso, neve sui confini alpini anche a bassa quota. Temperature minime intorno allo 0, massime tra 10 e 12 gradi. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci.